Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Quando una persona, quando un imprenditore ha la mentalità da vincente, da eccellenza, insomma poi si nota la differenza con gli altri, e di questo ne parleremo dopo. Sì, Spiega un attimo come hai iniziato. allora devo dire che sono stato fortunato perché dietro di me comunque c'è stata una famiglia che mi ha seguito, mi ha saputo prendere per il collo della maglietta quando era necessario, e i miei studi alla Nottingham Trent University e poi all'NYU, alla New York University, sono dovuti grazie a papà, perché io non avevo nessuna intenzione all'inizio di andare all'università, ma lui praticamente tornò con l'iscrizione fatta e disse: domani Queste? vai qua. E mi sono specializzato in commercio internazionale. Lo devo ringraziare perché poi mi ha consentito di fare delle esperienze che mediamente è difficile fare, ok? Se nessuno c'è alle spalle. Ho fatto dei sacrifici che ritengo vadano fatti al giorno d'oggi, formativi, perché ti formano caratterialmente e ti insegnano ad affrontare le difficoltà che la vita ti presenta continuamente, perché chi pensa che la vita sia tutta rose e fiori sbaglia, ok? Io dal secondo anno di università mi sono trasferito a New York nel 2001, purtroppo. Le Torri Gemelle, sì. Cioè a ridosso, durante, prima? Sono stato il primo aereo che è partito da Roma dopo l'attentato. Ero sul primo aereo. Quindi che tu lasciava hai visto il mondo cambiare, il mondo dei velivoli, autovelivoli cambiare. cambiare, sì. Ho visto quel mondo, sono stato a Ground Zero una settimana dopo, no, 10 giorni dopo l'attentato, c'erano esattamente meno 20 gradi a New York, a Ground Zero ce n'erano 6, perché bruciava ancora sotto il gasolio, era impressionante. Ah, cazzo, tu c'hai questa testimonianza di Sì. quel giorno? Sì, e ci stavano le macerie che saranno state alte 15 metri, un grattacielo più piccolo di macerie. Wow. Fermi tutti. Ti interrompo bruscamente perché io veramente c'ho delle curiosità riguardo com'era il primo volo dopo, perché sono cambiate tutte le regolamentazioni, Sì, insomma, internazionali, mondiali del viaggiare. sì, del viaggiare è Quindi già il primo aereo successivo, controlli, metal detector. completamente diverso rispetto al giorno prima. Certo. Il giorno prima completamente diverso, tutto diverso, ti toccavano, ti facevano, non era manco le dinamiche e i protocolli non erano manco ancora chiari, quindi stavano tutti molto in silenzio, molto apprensivi, molto anche i passeggeri. C'era paura. Ansia, Paura, forse. ansia, però io paradossalmente, infatti i miei genitori dissero non andare, io dissi paradossalmente, purtroppo adesso New York è il posto più sicuro del mondo, Ah, certo. perché l'attentato già c'è stato. Sarebbe veramente, doveva essere una cosa. Impossibile No, vabbè. che potesse riaccadere. Infatti. Wow. Sì. E quindi decisi di partire. E sei rimasto lì per un po'. Sì, sono rimasto lì per un po', mi sono laureato lì in commercio internazionale. Dopodiché mi offrirono, stavo alla KCSA, un'azienda che opera ancora oggi a Wall Street. Ok. Cioè, ad esempio, Espresso Podcast decide di quotarsi in Wall Street, mi chiamano Ok. per studiare tutti i fondamentali finanziari dell'Espresso Podcast e mi chiedono: secondo te un'azione di Espresso Podcast quanto potrebbe essere quotata a Wall Street? Quindi non eri proprio broker, ma tipo analista broker? Esatto, ero analista, io mettevo sul mercato le tue azioni. Ok. Quindi il primo prima di passare Le nel valorizzava. broker, ok, dovevo passare per te. Sì, se sbagliavo la valorizzazione era Certo. un disastro. Però ho imparato a capire che questo mondo è molto a vostra è mors tua vita mea. Non l'ho apprezzato. Non l'ho apprezzato perché dovevo stare sempre a disposizione del mio capo, che era pure connesso a Merrill Lynch, la banca di investimenti e tutto.
poi ti vengono a prendere con l'autista, cioè fai un tipo di vita Diverso, certo. diverso dalla Molto media agiato. generale, molto agiato, però devi essere disposto a scendere a dei compromessi del quale non volevo scendere. Quindi, ok, La te lo persona chiederò. non aveva importanza, avevano importanza i numeri. Wall Street. Quindi è veramente come Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, ovviamente tutto no, fatto, sì. distrutto, ok. Robert Downey Jr. fece un servizio in cui andò a Wall Street e disse: questo per me è la casa del diavolo, perché diceva si pensa solo ai numeri, solo ai soldi, la persona non esiste più. Mattina sera solo apri borsa, chiudi borsa, investi di qua, investi di là. Ragazzi, io lo voglio ripetere un attimo perché probabilmente non eravamo in registrazione prima, ma io adesso voglio anche capire come Statola SRL, che è praticamente la tua agenzia, la tua società, come dagli anni 70 a Piazza Mercato, azienda storica di famiglia, come è arrivata a te poi, cioè tu da Wall Street sei poi ritornato Sì, in perché- Italia. Sì, ho scelto di rinunciare a una proposta di contratto che mi aveva fatto la KCSA, perché sarei dovuto rimanere là 4 anni, fare un'altra specialistica, studiare un'altra branca che loro mi avevano chiesto, e non potevo tornare nel processo di rilascio del permesso permanente della Green Card americana. Ah, quindi tu eri anche senza green card Con permesso. l'I-20, stavo con l'I-20, cioè il permesso di studio. Esatto. Studio Studio non stage. lavorativo. Studio stage. Ok. Mi offrirono un contratto da $100.000 all'anno, che ho rifiutato. Non male. Ah, ok, perfetto. New York, non male. A New York, vabbè, perché Ah, tu dici già allora 100k all'anno erano pochi per New York. non erano pochi, ma non erano manco... Ok. oggi sono sicuramente di meno rispetto alle... Però decisi di non accettare perché non sarei potuto tornare in Italia, non avrei potuto lasciare. Quindi il tuo desiderio era sempre quello di tornare qua prima o poi. Sì, perché io sono visceralmente legato a Napoli. Ok. Ho scelto di tornare, di rifiutare il contratto. Un po' di ripensamenti poi dopo ci sono state, perché Magari ti parliamo. e di accettare un'offerta di lavoro che veniva da un'azienda di Milano come responsabile commerciale. Ok. Ho iniziato a lavorare non come stage, ma diciamo dal basso, tant'è che loro mi pagavano, lo dico proprio senza problemi, 800 euro al mese, che all'epoca anche all'epoca erano pochi per Milano. erano pochi. E sono vissuto in una dependenza costruita, ricavata nel magazzino dell'azienda. Quindi da New York a 100.000 euro l'anno, quindi Rifiutati, mai guadagnato. rifiutati, quindi più o meno 10k al mese, sei passato a 800 euro al mese in una dipendenza a Milano. Sì, per 3 anni, senza lavastoviglie e senza lavatrice, lavavo tutto a mano, me lo ricordo ancora. Ho sventato anche un furto dell'azienda perché entrarono di notte e io dormivo. Che si pensavano magari di trovare il luogo, se il posto Sì, vuoto, sì, perché sì, là ci si lavora, invece C'ero io. dormivi. Sì. E Un premio aziendale là non te no, l'hanno dato. non me l'hanno dato, però diciamo che ho portato dei buoni risultati. Ok. Mi è servito perché comunque la gavetta è importante al giorno d'oggi, è importante in generale, non al giorno d'oggi. La gavetta ti insegna a vivere, ti insegna ad affrontare problemi e ti fa capire che nonostante tutto, se ci si mette il cuore, soprattutto si riesce ad andare avanti. E questo quindi ha fatto parte della gavetta, cioè partire subito a 1000 e poi abbassare le tue aspettative di vita, perché Sì. cioè, No, ma le mie inevitabilmente aspettative sono sempre state alte. Ho messo in stand-by, diciamo, il traguardo, perché ho detto per arrivare al traguardo devo passare da questo passaggio. qual era il traguardo? Arrivare qua. Sì. Arrivare qua come? In un certo modo. Come? In un certo modo, con un'indipendenza economica e libertà di scelta che non avevo. Un non dover dar conto a un capo, tra virgolette, anche se tutti quanti abbiamo il capo che si chiama Stato, vabbè. E quindi ho scelto di intraprendere questo percorso dal basso. Ragazzi, allora Simone si è raccontato molto velocemente perché adesso questi penso siano 30 anni di carriera che hai raccontato in 10 minuti. L'inizio della carriera, poi diciamo c'è stato un intermezzo perché da questa azienda diedi le dimissioni
perché non mi rappresentava più. Questa di Milano. Sì. Quanti anni avevi quando stavi a Milano? Quindi 23 e mezzo, 24. 24 Ok, anni. comunque è abbastanza piccolo per vivere Sì, quel sì. tipo di vita, cioè nel senso Sì. molto Si è intraprendente. fatto le ossa nell'età giusta, Esatto, diciamo. Sì. 24 anni. Diedi le dimissioni, loro mi dissero perché? E io dissi perché voglio tornare a Napoli. Dal giorno alla mattina mi offrirono un contratto, disse vai a vivere a Napoli, però non ci puoi lasciare così, ti diamo 1.800 euro al mese fisse e gestisci tutto il sud Italia. Io accettai, ho fatto un anno però così, però mi sentivo stretto. Anche perché io caratterialmente non sono fatto per firmare il cartellino, non giudico chi firma il chi È un'attitudine. perché, No, certo. perché È sono necessario. È fondamentali. necessario. ma io non sono fatto così. E mi licenziai anche da questa cosa. Ebbi l'opportunità di trasferirmi in Colombia. Quindi l'ho voluto fare anche questa esperienza. Quindi Milano, Napoli e poi di nuovo Colombia. Colombia. Poi Napoli, Colombia. Comunque, giusto per fare una piccola interruzione, perché tu un pochino a volte quando diciamo diverse volte al podcast è stato detto no, non sono fatto per timbrare il cartellino, eccetera, ma io conosco tantissime persone che sarebbero molto più felici di timbrare il cartellino che vivere una vita di rischi, perché fondamentalmente ci sono rischi, Incertezza, incertezze, e di rischi. assunzione di responsabilità, Esatto. perché l'imprenditore si assume le responsabilità per tanti altri. Non Quindi solo, sul social fa sempre figo quando parla l'imprenditore e insomma da delle dritte e abbiamo la rappresentanza con te di quello che è stata la tua vita. È bello sentirlo, ma è bello sentirlo quando è una storia vincente, però per arrivare qui c'è stato tanto dietro ed è quello che hai vissuto. Sì. Tantissimi non riescono e quindi io capisco benissimo anche chi pensa preferisco timbrare il cartellino e andare a dormire sereno la notte piuttosto che rischiare. Quindi non è, cioè, secondo me non ci sta niente, non c'è mai da mettere le mani avanti. No, è vero. Anzi, Questo è vero, sì. Li tengo vicino a me persone che ho detto vogliamo fare qualcosa insieme. No. Però è da apprezzare perché, Certo. perché dicono io voglio fare l'impiegato, capito? È da apprezzare questa cosa. Voglio stare tranquillo. Esatto, bravo. 13esimo, 14esimo, mi setto su questo Esatto. e basta. E quindi sei andato in Colombia. In Colombia. E in Colombia che facevi? Dove ho incontrato la mia ex moglie, Ok. con la quale ho 3 figli. Abbiamo aperto insieme perché lei aveva delle conoscenze in Movistar, che sarebbe la Vodafone spagnola che viveva pure là, una licenza di distribuzione di linee telefoniche per la costa del Caribe. Aprimmo 4 uffici lì, io ero di base a Cartagena de Indias. Però sono stato quasi 2 anni, diciamo lì. E in questo percorso mi contatta un'altra azienda di Milano dicendomi, offrendomi un ruolo a partita IVA però, Ok. come export manager. Quindi consulente esterno però che dovessi curargli dei mercati esteri. Quindi questo è stato il primo ingaggio e lavoro da agente di rappresentanza, diciamo. Sì, con partita IVA, sì. Che tu oggi sei agente di rappresentanza per la Stavola SRL, ma No, allora, io sono titolare insieme a mio zio ok. della Stavola Rappresentanza SRL. Facciamo intermediazione e agenti per alcune aziende, ma come ti dicevo, stiamo mettendo su anche un magazzino, un deposito Ok. per la fornitura Spedizioni. veloce e spicciola per sempre i nostri clienti, però sempre business to business, B2B, Ok. mai B2C, mai business to consumer, mai. Quindi sempre molto vicino al cliente. Sempre solo al nostro cliente. O sei in anagrafico oppure non ti possiamo vendere. Ok, quindi è una sorta anche di lusso, no? Cioè di serenità che tu offri come, Assolutamente come sì, perché servizio. l'azienda madre che produce, noi non produciamo niente, l'azienda madre che produce ti dà sempre un minimo di ordine, giustamente perché deve affrontare delle spese, no? Dice, un'azienda dice c'è un minimo d'ordine di 700 euro. Il mio cliente mi fattura 500.000 euro, dice io mo mi sono dimenticato, ti devo fare un ordine di 500 euro, ti devo fare un ordine di 700 perché sennò non me lo puoi servire. Allora con il servizio del magazzino, del deposito, ti faccio stare sereno che dico te lo prendi da me, con una piccola differenza di prezzo ma ti servo. E quindi lì in Colombia ti offrono finalmente quello che è oggi praticamente il tuo lavoro in un certo Sì, senso. io ho fatto una controproposta per tornare, perché ho detto io qua ormai
non ero arrivato, però ho fatto la giocata, mi sono... E poi a Milano c'eri già stato? E poi a Milano Non volevi c'ero- forse tornare indietro? Esatto. Ho detto mi dovete dare casa a Corso Sempione, macchina, telefono, un fisso al mese, anche se con partita IVA, e più le provvigioni su quello che vi porto. Quindi hai chiesto la vita perfetta, cioè la vita proprio sicura, la vita tranquilla per Tranquilla. tornare a Milano. Tranquillo. Scettico perché non pensavo che potessero mai accettare, hanno accettato esattamente 2 giorni dopo. Mi ricordo che era marzo, hanno detto senti tu per maggio riesci a stare qua? Subito. Subito. No, mi sono dovuto organizzare perché poi stavo con la mia ex moglie, con Olivia che si chiama Olivia, quindi dovevamo organizzare come facciamo, torniamo, non Però eri torniamo. contentissimo. Ero contento, però non eravamo ancora sposati. Ho detto io torno, ho deciso di tornare. Che vogliamo fare? Se vuoi venire con me oppure rimani lì in Colombia. E lei ha deciso di seguirmi in questa avventura. E poi sei a Milano. Sono a Milano. Sono a Milano, ho fatto Milano 2 anni e mezzo, 3. Sì, 2 anni e mezzo, 3. E mi arriva la telefonata di mio padre, dice guarda io a breve andrò in pensione, che facciamo? Ti considero fuori? Oppure possiamo parlarne? Ho detto no, non mi consideri fuori, parliamone. E spieghiamolo questo, tuo padre aveva, ecco, stavola a Piazza Mercato. Lui negli anni 70 l'aveva a Piazza Mercato, tant'è che io mi ricordo ancora i Natali della mia infanzia, spesso passavo, andavo in ufficio da mio padre, era a Piazza Mercato. Però In quel momento dove eri? quando mi ha chiamato già mio padre aveva sede al CIS, al CIS di Nola. Ok. Perché molti fondatori del CIS di Nola sono di Piazza Mercato. Ok. Tutti i mercatari, passami il termine, Sì. di Piazza Mercato decisero, ormai quasi 30 anni fa, di più di 30 anni fa, di andare, di spostarsi al CIS di Nola. E tuo padre ha fatto parte di Sì. questa... Ah, ok. Sì. Cioè, quindi è stato uno degli storici che poi ha deciso di Di trasferirsi al CIS. trasferirsi, esatto. Quindi tuo padre ti chiama e ti dice guarda, io devo andare in pensione, devo abbandonare l'azienda. Non l'abbandono, però io, cioè, formalmente mi devo un attimo rallentare, giustamente, perché come è giusto che sia. Devo rallentare. Che vuoi fare? Ti considero, non ti considero? Stai bene a Milano, non stai bene a Milano? Non che non stavo bene a Milano, perché uno deve essere anche grato alle città che gli danno delle opportunità. Per molti avevi la vita dei sogni lì. Sì, ma non per me, perché io, come ti dicevo in precedenza, sono visceralmente legato a Napoli. Io avevo il desiderio di tornare nella mia città, dove avevo ancora tutti gli affetti, dove c'è il mare. Sembra una stupidaggine, ma dove c'è il mare? Ah, tu ce l'hai quella cosa che, Sì. che quando vai in un posto, in una regione italiana che non c'è il mare lo senti, Sì. quella mancanza lì. Io, mamma mia, fondamentale. Sì, la sento, soprattutto la vissuta. Il cielo lattiginoso estivo di Milano Non ti insopportabile. piace. Ok. Non so. Cioè, d'inverno l'apprezzo Milano perché è freddo, e d'estate invece non riuscivo proprio a viverla. Ok. Ho deciso di tornare e perché? Perché avevo tutti gli affetti qua, rimettendomi in gioco, quindi lasciando questo tipo di contratto Quindi per la terza volta sei ripartito da capo. da capo, sì, da capo. Perché l'azienda con la quale lavoro ancora, questa azienda la seconda azienda di Milano, Sì. con la quale lavoro ancora, non mi ha rescisso il contratto. Ha detto no, allora ovviamente perdi la casa. Però Perdi eri a il partita fisso, IVA. Però continui con noi a partita IVA a gestire i mercati esteri, cosa che faccio ancora. Ah, wow. Ok. Cosa che faccio ancora. Però ti stai dedicando e ti sei dedicato No, all'attività di sì, famiglia. Sì. Allora, questo... Vai, prego, Nel Sì. frattempo. Questo è una breve introduzione a Simone. Notiamo che, notiamo che il nostro pubblico ama tantissimo queste storie, le storie di imprenditori, di eccellenze del territorio. Sai come la vedo? Queste le vedo molto delle storie da film, da libro, cioè di questi personaggi che vogliono farcela, vogliono arrivare, che poi questo che cosa significa lo decidiamo sempre e solamente noi. Però ecco, ripeto, sono quei caratteri e quelle attitudini diverse alla quale forse uno si affeziona tanto, proprio perché cerchi sempre di raggiungere un qualcosa,
un significato a quello che è il tuo tempo qui e la tua vita, e non sai però mai, non sei mai soddisfatto sempre, questo lo notiamo con tutti gli imprenditori. È vero, è vero, è vero. E quando poi dico che per molti quella poteva essere la vita dei sogni, è vero, quindi io penso sempre a chi sta leggendo il libro, chi sta ascoltando il podcast, come immagina questa vita, perché per me è affascinante, del motivo per cui ho sempre avuto piacere ad invitare e a scegliere imprenditori come te, vincenti del territorio specialmente, che hanno fatto grandi cose, e io lo vedo anche molto come un insegnamento, perché in un certo senso a chi ascolta oggi stai anche insegnando un qualcosa, secondo me dei valori, dei principi importanti. Cioè io da te sto imparando la caparbietà sicuramente di rimettersi, ecco, sempre in gioco, di non arrendersi mai e di non avere paura, soprattutto di azzardare e di, ecco, sempre rimettersi in gioco, perché tu hai per me azzardato ogni volta E ogni volta ho avuto paura. e ogni volta ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta perché ho avuto paura di non farcela. In che senso? La paura era un motore Il motore. per smettere di avere paura. Il motore è stato sempre un motore intrinseco, perché mi dà fastidio avere paura. Cioè, quindi... Affrontavi ciò che te la causava per eliminarla, diciamo. Esatto. Era carbone, cioè si dava proprio energia. Sì, 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 sì. Io, Simone, una cosa che invece vorrei, una domanda un po' più... Mi piace fare queste domande un po' più emotive e psicologiche per capire anche l'uomo che c'è dietro all'imprenditore, no? Il ruolo di aver avuto un padre forte, lavorativamente parlando, quanto ti ha ispirato, quanto invece magari da giovane ti poteva schiacciare questo peso? Perché poi magari uno dice quando uno ha l'attività di famiglia, eccetera, eccetera, però magari può essere anche un problema perché tu sei... o devi essere un puro sangue per forza, oppure sembra che non arrivi a quella asticella che la famiglia rispecchia. Un Qual è la pochino conclusione? il complesso del figlio di... Sì, sì. Eh. È vero. È così, nel senso che mio padre è stato il fondatore dell'azienda, ovviamente, è stato uno dei primi a fare, diciamo, lo switch, il passo successivo nel vedere il mestiere del rappresentante come dal punto di vista imprenditoriale. Quindi con dei dipendenti, con degli impiegati, con tutta una serie di... strutturandosi. All'inizio l'ho sofferto questo paragone, però l'ho superato perché ho portato qualcosa di mio nell'azienda, come i contratti per la distribuzione all'estero, cosa che papà non aveva, no? Ok. Oppure come una visione un po' più moderna, anche se io non sono super social, però più moderna nell'approccio con il cliente, nell'approccio alla vendita, nell'approccio al back office. Quindi Hai un po' rivoluzionato ho l'azienda. un po' rivoluzionato l'azienda e questo devo dire che ha aiutato parecchio, perché comunque stiamo crescendo. Cioè noi non c'è stato un anno che non... Anche durante la crisi, la famosa crisi del 2009, siamo cresciuti. Meno ovviamente, ma siamo cresciuti, cioè crescite comunque esponenziali. Quindi più o meno il fatturato di quanto può oscillare Allora, questa crescita anno, che percentuali stiamo parlando? Sempre a doppia cifra. Cioè parliamo anche, ci sono stati anni anche del 15, del 20%. Su una base comunque già bella solida. Già bella solida, sì, Ok. sì, sì, bella solida. Cioè tu immaginati se nel 2008 stavi ancora a Wall Street. Infatti secondo me è stata una fortuna che sono tornato. Magari ero uno di quelli là con gli scatoloni come Lehman Brothers che se ne Che se n'è usciva. andato. Sì, sì, sì. Cioè, licenziato. Licenziato, sì. Perché Porca hanno venduto i subprime, le cose di cartone, diciamo. Allora io dopo voglio anche parlare con te, che lo vivi quotidianamente, anche dello Stato, come ti aiuta qui rispetto a come ti aiuta all'estero, perché quello secondo me è molto interessante. Però ora voglio parlare a chi ci ascolta, perché spero che riusciate a capire il perché abbiamo invitato Simone qua al podcast. È una persona estremamente, nella sua esperienza, secondo me, ti sto un attimo dipingendo, vediamo se sei d'accordo. Sei una persona nella tua forza e nella tua bravura nel riuscire comunque ad essere arrivato fino a qua con risultati e fatturati anche molto importanti, perché la tua agenzia di cioè la Stavola Rappresentanze comunque è una delle più importanti del sud Italia. Sì, E è strutturata, sì. esatto, quindi perciò parlavo di eccellenze all'inizio. Magari tu probabilmente tra i vari imprenditori che sono passati di qua sei quello meno conosciuto e quello meno, come ti dicevo, telecamere spente loud,
ed è la cosa che mi affascina di più. Cioè, io vorrei che questo podcast faccia capire che esseri umani e che persone esistono a questo mondo. Cioè, se tu non sei sul social, perché ecco, arriviamo a questo. Qui oggi c'è Simone perché Simone non è social, è una persona, un imprenditore di successo che non utilizza ancora, anche se dovresti secondo me, Sì, infatti. non utilizza le vetrine che oggi ti fanno invece diventare Non grida su TikTok per vendere i suoi prodotti, No. diciamo. BTS l'ha detto molto banalmente. Sì, non è uno di quei pesci vendoli da TikTok, mettiamola così. Non mi appartiene, tant'è che, come parlavamo prima, vendo prodotti che stanno dietro le quinte, alla base di tutto. Cioè noi, come ti dicevo prima, vendiamo viti, facciamo un fatturato importante, parlo della Campania, o 1 milione di euro di viti. Tu prova a immaginare a costruire qualcosa senza le viti. Cioè non si può. Un chiodo, una vite, sono È la tua. base di tutto. Ed è tua. Se tu utilizzi delle viti made in Italy, perché noi vendiamo solo roba made in Italy Ok. o made in Germany al massimo, se utilizzi prodotti del genere, una vite made in Italy, stai utilizzando una vite che vendo io, che vendo ai miei clienti, che vendono a clienti anche molto importanti. Quindi mi magari rispecchia Il ferramenta che avete sotto casa c'ha le viti di Simone. sicuramente, però non le vende da me, le compra dal mio cliente che poi Chiaro, fa- però sono sempre viti Sicuramente. che hai fabbricato tu. ma anche la grande distribuzione, non vuoi fare nomi, che tra le più importanti nel settore ferramenta c'ha le mie viti esposte. Bellissimo. Ok, quindi Sì, diciamo che questo ti permette di non essere così visibile su queste vetrine. ed è quello che mi piace. Ok. Però mi fa piacere, ecco, ricordare alle persone che guardano, perché, ecco, voi adesso state con il cellulare in mano, state in macchina sentendovi questo episodio in radio, state davanti alla televisione e ci guardate. Ricordatevi che esistono anche persone che voi non vedete sul social e soprattutto che hanno successo. Cioè, questa è una cosa secondo me importante, molti si dimenticano. Questo sì. No, ma molto banale, però quello che voglio far capire è che a volte sembra che l'immagine, cioè quel fenomeno sia tutto in quel momento, magari in quei giorni, quelle settimane, quel mese. E quello che le persone forse si dimenticano guardando poi questi personaggi sono i valori e Stanno le dietro. testimonianze che magari persone come te ci raccontano a questo microfono. Sì, perché io amo vivere il momento, tra virgolette, non attraverso un telefono. Mi piace ancora guardare, no? E non riprendere. Oggi sono andato a vedere la recita di Natale dei bambini. Giustamente, tutti i genitori riprendevano i figli. Io ero l'unico che non li riprendeva. Perché mi volevo godere il momento, cioè volevo ancora osservare con gli occhi non filtrati da un telefono. Per me questo è importante perché ci dà la percezione della realtà in cui siamo. O magari importante. non ce la fa perdere, probabilmente. Sì, perché con gli occhi non filtrati, appunto, comunque tu cogli delle sfumature e dei dettagli che secondo me, concentrato a registrare in quel momento, No, è chiaro. non sono un professionista, quindi non so farlo. Lo registro amatorialmente, non colgo. Dei dettagli non li colgo. E quindi e questo si trasmette, diciamo, si trasmette anche sul mio approccio verso social, diciamo. E lavorativo. E mi è venuta in mente una domanda un po' strana. Non pensi che questo tuo privartene invece possa influire negativamente sull'azienda e sulle tue attività commerciali? Cioè, pensi che potresti avere invece un boom esagerato se tu li utilizzassi? Probabilmente sì, mi limita in alcune cose, tant'è che ho molte persone con le quali lavoro insieme che mi spingono e probabilmente lo dovrò fare. Dovrò delegare, dovrò scegliere qualcuno che li possa gestire, social media manager, questo, perché non sarei in grado di farlo, perché non ho l'occhio, non ho la pazienza e non mi piace farlo. E poi ci sono sempre modi e modi di fare le cose. Sì, assolutamente dovrebbe essere sempre tutto sobrio. Il fatto, l'urlo, non esiste. Cioè, o si fa un social tecnico che ti risolve il problema, ti racconto
parliamo sempre della vite, ma su tanti altri prodotti, dell'aspetto tecnico della vite, del perché è lubrificata, del perché tutta una serie di informazioni che tu mi guardi perché sei interessato al tecnico, allora sì. Ma se mi devi guardare perché faccio il clown con la vite in mano, no. Questo non lo farei. Tra l'altro io non so se questi effetti si stanno già notando o meno sulla società, ma non soltanto italiana, ma proprio globale, mondiale, ma sembra che le piattaforme stiano proprio reagendo o di pari passo. Questo non riusciamo mai a capire noi che ci lavoriamo. Non si sa mai se è la piattaforma che detta legge tramite gli algoritmi che cambiano e quindi cambia anche la mentalità della popolazione, o è grazie alla mentalità della popolazione che sta cambiando che le piattaforme si adattano con gli algoritmi. Vi dico questo perché ultimamente YouTube, sul piattaforma sulla quale noi siamo da 4 anni ormai, ha stipulato delle nuove regole con il nuovo algoritmo che cambia, ripeto, molto frequentemente, ma adesso il clickbait non funziona più. Se tu adesso su un video YouTube scrivi Simone, imprenditore del secolo, ci fa vedere adesso live come si fa un doppio carpiato sul tavolo, e non lo fai, la piattaforma ti penalizza. Cioè adesso, grazie a YouTube, È più coerente, è più coerente. il contenuto deve essere coerente, e il contenuto deve essere interessante, e soprattutto deve essere fruito non più in modo rapido, ma te lo devi vedere tutto. Questo Cioè, è è buono. importante anche adesso il tempo di visualizzazione. E questa cosa è interessantissima. Più che altro si stanno adattando, essendo un fenomeno comunque recente. Noi parliamo dei social come se fossero poi sempre esistiti, ma parliamo di 10-15 anni, forse 5 ultimi di effettivo proprio, diciamo, forma mentis che hanno modellato la nostra forma mentis. Ma infatti penso che la strategia del gridare, del farsi notare, della cosa eclatante sia stata, vediamo così, voglio dirla in maniera gentile, l'approccio di chi non aveva metodo per farsi notare. Ma ora che tante persone sempre più consapevoli hanno capito l'utilizzo dell'aspetto forse del marketing che il social può fare, sicuramente vedi, tu che sei un imprenditore, tra virgolette, mi permetto di dire serio, nel senso come persona sei serio, dici voglio fare un profilo, nonostante la mia azienda faccia già sui milioni di fatturato, nonostante abbiamo 30 anni, 40 anni, 50 anni di storia, che però rispecchi la tecnica del mio prodotto e non la facciata ironica, clown, divertente. E questo forse è anche l'evoluzione, cioè la comprensione che sta facendo la società dell'utilizzo dei social, anche perché penso che se l'ambizione, perciò ho detto il tuo discorso di prima, per me è importante, perché il messaggio di Simone non deve arrivare solamente a me te di 25-30 anni, ma deve arrivare anche a tanti ragazzi di 16-17 che pensano che se non si mettono a ballare o a fare il TikTok o a fare i fighi sui social non diventano proprio persone realizzate, che hanno una società che fattura e che sono degli imprenditori di successo. Assolutamente. Cioè la vetrina deve essere, mentre prima era una vetrina caotica, forse il social sta diventando una vetrina consapevole e selezionata, in cui anche chi come Simone sta nell'ombra dice forse è il momento di farmi vedere, ma per quello che valgo e non per quello che voglio sembrare di valere. Non solo, adesso ecco, il valore che le piattaforme stanno premiando, o meglio YouTube, è la fiducia. Cioè si sta basando su un algoritmo, cioè c'è un algoritmo adesso basato sulla fiducia. Io devo fidarmi della persona che seguo, dello YouTuber che seguo, di conseguenza quando guardo il video deve essere quello che leggo come titolo, che vedo come copertina, e poi ti premio. E questo è positivo però. È incredibile, perché Simone, noi quando abbiamo iniziato 4 anni fa, pensa, ci sono clip di noi, vedi, poi quando uno dice mamma mia, ai miei tempi 4 anni fa, cioè stiamo parlando di 4 anni fa, ci sono clip in cui noi diciamo speriamo che in futuro le persone tornino a vedere contenuti lunghi, perché al tempo 4 anni fa stava spingendo tantissimo TikTok con gli short form da 10-5 secondi, addirittura video, mi ricordo c'è stato un trend di video istantanei. Cioè c'è stato qualche mesetto in cui i video erano anche tipo mezzo frame, cioè un secondo, perché rientravano nell'algoritmo e ti portavano poi al tuo profilo. Cioè quel video saltava subito e così te ne capitavano 300.000,
finché non arrivavi poi al profilo di quello lì che li creava e dice aspetta, ma questo chi è? Me lo vado a vedere e vedi tutti i video di un secondo che però erano stati bombardati. Però questo può creare un problema, perché secondo me poi abitua la gente a non avere più attenzione. Ed è probabilmente il motivo per cui stanno cambiando adesso poi Esatto. le leggi. Quindi ci siamo risposti, sono i social che gestiscono tutto, che abituano le Ok. persone a comportarsi in un certo modo. Ok, e questo è quello che hai sempre detto tu, cioè ci sono dei marionettisti molto più forti o molto più bravi di noi Sì. che ti in qualche modo ti condizionano attraverso le piattaforme Ma che io penso creano. che guarda che sia cioè il marionetista alla fine anche sono imprenditori, queste persone che gestiscono le piattaforme. Certo, visionari. Secondo me è anche una risposta diretta col mercato. Penso che Simone in questo caso possa dare anche lui una tesi nettamente più importante della nostra, cioè il fatto che se tu vedi che il mercato social in questo caso sta scemando, l'attenzione non è proficua al tuo meccanismo, poi magari stesso tu social Devi agire. devi modificare la tua impostazione, perché dici se io all'inizio me li sono accaparrati portando a casa attenzione anche breve, però poi sto rendendo queste persone sempre meno attente, sempre più distratte, alla fine diventano degli automi vegetali che a me imprenditore non servono. Assunto, esatto. Se sei un automa vegetale, no? E non sto sulla piattaforma tanto tempo fino il tempo necessario per arrivare alla pubblicità. Cioè io guardo un video, dal mio punto di vista, perché non sono esperto di social, però guardo un video, devo guardare il vostro video almeno fino a che non ci sta la prima interruzione pubblicitaria, perché così almeno appare il nome della pubblicità e tu monetizzi. Se io guardo il video per 3 secondi e cambio, 3 secondi e cambio, 3 secondi e cambio e non arriva la pubblicità, non monetizzi tu e non monetizza la piattaforma, perché perde di interesse. Chiaro. E allora loro si sono resi conto che hanno avuto le critiche per questo problema dell'attenzione scarsa, hanno avuto magari dei cali di visualizzazione, di monetizzazione, e stanno agendo in tal senso. Almeno però è positivo, perché comunque riprogrammano l'attenzione e il cervello della gente. Un po' triste pensare che c'è gente che ci riprogramma la cervello, però in effetti questo è la tecnologia, questa è. Ma come hai detto tu, sono imprenditori magari come Simone che fanno questo. E io sto immaginando, mi è venuta ragazzi in mente questa immagine un po' strana. Te la voglio dire, cercate di capirmi, a volte me ne vado per dei voli pindagici un po' folli. Quell'occhio del regista che lo fa Immagina, impazzire. immagina come se Simone ci ha appena detto, cioè poco fa ci ha detto che praticamente lui produce viti per tutta Italia, ok? Per tutta l'Italia. Mettiamo che Simone e altri 4 producono tutte le viti del mondo. Se Simone e questi 4 decidono che la vite non deve essere più spessa un tot, ma il triplo, magari chi produce Il martello che la vita per fare scusami, esatto, La testa, la testa per avvitare adeguare. è chiaro. si devono adeguare. E Tutto quindi l'effetto Simone e pausa. questi 4 hanno riprogrammato il come dover avvitare delle cazzo di viti. È chiaro. E magari di come dover fare pure i buchi più spessi all'interno dei Solo che una cosa è riprogrammare, tra virgolette, la vita, Chiaro. e una cosa è questi colletti riprogrammano il cervello. No, ma a me queste edizioni vengono per il caffè che fa schifo. No, perché era buonissimo. Devi sapere che, parentesi per ironia, e fa capire il livello di follia del podcast, che il dottore qua ha fondato un podcast sul caffè non piacendogli il caffè, quindi qua Io sono convinto che acqua sporca che crea vedi assuefazione. i social, vedi danni. Crea proprio assuefazione, ma è brutta. Cioè, proprio non è buono. Non è buono. No, ma abbiamo avuto qua come ospiti a posto tuo persone che sono veramente proprio sommelier del caffè, che invece mi hanno dato addosso e mi hanno detto non ti permettere assolutamente. E c'hanno tutti ragione, solo che a me io non lo Ti sopporto. strappano la carta d'identità, provenienza Napoli, no. Bravissimo, che poi tra l'altro invece grazie ad Espresso mi hanno insegnato e imparato che il caffè è austriaco, non è il mio italiano o napoletano. Sì, 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 sì. Il caffè la scuola del caffè è la scuola austriaca. È vero, però. Incredibile. Io adesso voglio anche arrivare ad un'altra questione. Come siamo visti come imprenditori campani, come siete visti come imprenditori campani napoletani nel resto d'Italia? Perché prima a telecamere spente Marco diceva che peccato che però adesso in Toscana, in Lombardia, in Piemonte, al nord fondamentalmente, siamo un po' etichettati come il paese di TikToker imprenditori. Non un po'. Siamo etichettati, punto. Non Quindi tu un po'. mi dai questa conferma. No, allora, se dobbiamo parlare di italiano medio, Ok. No, stiamo sempre generalizzando, attenzione, lo esatto. sappiamo, Allora, lo sappiamo. generalizzando è così. Cioè, il napoletano è etichettato e c'è poco da fare. A torto ragione. Direi a torto, però a torto ragione è etichettato come
Fanfarone, come, Ancora. sì, come Truffaldino. Abbiamo creato come- l'azienda a quelli del nord, siamo ancora quelli sfaticati. Chi ha detto ci abbiamo? Noi abbiamo creato le aziende a quelli del nord, siamo Simone, ancora, per esempio. e siamo ancora gli sfaticati, meno male. Sì, no, che poi a conti fatti non siamo per niente sfaticati, anzi, lavoriamo di più di quelli del nord. A noi quello che manca è la qualità del lavoro, non la quantità del lavoro. Al sud manca, perché al sud ci sono tante eccellenze, però il tempo di qualità è poco, perché abbiamo meno servizi, lo Stato in alcuni casi è poco presente o troppo presente, non c'è una via di mezzo. Ma se ti devo parlare a livello imprenditoriale, tutte le aziende che noi distribuiamo, ok, la Campania come regione nel nostro settore se la gioca con la Lombardia o col Trivento a livello di fatturato. Quindi tutti i capitani di industria che sono del nord guardano a noi con un occhio d'apprezzamento, ma sincero, cioè sanno quanto valiamo, sanno che tutto quello che facciamo e che riesce bene qua è più difficile a farlo riuscire bene rispetto a quello che fai al nord. E questo è un dato di fatto Sì. perché qui carta canta, ci sono meno fondi, meno investimenti e ci sono più difficoltà proprio strutturali del territorio. Non so, alle volte viene da pensare che sono delle scelte precise Ok. di tenere il sud in un certo modo perché il primo mercato e il primo sbocco di mercato del nord è il sud Italia. Se il sud dovesse cominciare a fare concorrenza seria al nord, magari ci potrebbero Che essere dei peccato problemi. parlare così di un paese che però in realtà è un singolo. Cioè, il È un fatto che paese ora come- ci trattano come se noi fossimo subordinati, perché se tu non puoi... non so se lo fanno inconsciamente o no, ma comunque devi considerare che è un paese unito da 150 anni. È un paese che non ha lottato come Francia per rimanere unito. Assolutamente, è stato imposta la nostra unificazione. Quindi è un paese, il paese dei comuni, ci sono tante Esatto. piccole realtà che lottano per emergere, riescono ad emergere, ma se tu come realtà piccola emergi, rimani sempre piccola anche se sei emerso rispetto ad altre. Ma infatti quello che dico spesso a Mario, scusami se ti interrompo, è proprio questo, come hai detto tu bene, noi siamo un paese diviso in paesi, cioè dai Guelfi Ghibellini ad oggi non è cambiato secondo me niente, ma perché questa cultura poi non solo è regionale, ma anche è quartierana, cioè nel senso noi napoletani lo sappiamo bene che il mio quartiere contro il tuo, cioè noi siamo proprio divisi nella forma mentis. Provincialismo allo Stato, Diciamo così, diciamola ma come in Toscana, cioè tra città pure, cioè, è così purtroppo. Pizza Livorno. Esatto. Sì, c'è ancora un po'. Fa parte della nostra cultura e ci rende comunque affascinanti agli occhi dell'estero anche questo. Sì, però siamo visti troppo come teatrino. È macchietta, sbagliato, diciamo, sì. È troppo, e questa però è colpa nostra. Questa è anche colpa del napoletano che comunque gioisce nel fatto che magari il turista ci veda come simpatico, come affabile, come il turista. Che vengano poi smentiti magari tutti quei pensieri retrogradi che poi hanno quando vengono qua. Molti turisti del nord, soprattutto, perché poi all'estero ci vedono in maniera diversa, perché l'Italia, che immaginano No, è all'estero- quella del sud. Esatto. Allora, quello che immaginano specialmente gli americani non è nemmeno Roma e Napoli, Esatto, è la costiera fondamentalmente. E un pochino i vicoli di Napoli. Esatto. Poi quando invece pensi a Napoli culturale, quindi ti immagini ecco il Colosseo e Esatto, la Torre di Pisa, il Circo Massimo, esatto. magari là ti immagini Roma, ecco Firenze se vuoi vedere gli Uffizi, Esatto. immagini l'arte proprio, la culla del Rinascimento. Però il folklore è questo. Sì. Il campano. Sì. Quelli gli italiani, gli altri italiani del nord, tra virgolette, ci vedono in maniera molto più gretta, molto più ci generalizzano. Allora amano venire a Napoli come se fosse uno zoo per smentire le loro convinzioni. E il napoletano ama smentire queste convinzioni, però entrando in un loop che non fa bene né all'italiano del nord. No, chiaro, tossico, Ne perché hanno- poi l'Italia una è. Esatto. E infatti ogni tanto ne leggiamo nei commenti che frustrazione. No, lasciamo stare quella roba là. Che frustrazione dover pagare le tasse per una nazione intera. Sì, sì.
È così. Loro sono come purtroppo è la mentalità sbagliata nostra e sbagliata loro. Non si riesce a trovare dei punti di incontro. Peccato perché, come dicevi tu, da qui sono nate tantissime eccellenze. Ci sono farlo tantissime eccellenze. No, ma manco nate ci sono, ma manco a farla apposta qualche giorno fa. Ecco, quei post poi belli dei social, no? Cosa è nato a Napoli? Brand famosi partiti da Napoli. Io non sapevo che Fanta È nata a Napoli, sì. fosse nata a Sì, Napoli. sì. Io non sapevo, poi vabbè, le hai citati tu off camera, cioè ci sono Alcott, Almonte Blaine, c'è Borbone, Carpisa, cioè tutti brand comunque che sono a parte nazionali ma Alfa internazionali. Alfa Romeo è napoletano? Sì. Ah, non lo sapevo. Romeo è l'ingegnere che Facciami. di Sant'Antimo che si chiama Alfa Romeo perché lui si chiamava Romeo. La rilevò da un'azienda lombarda, Alfa. E lui, chiamandosi Romeo, aggiunse il nome Romeo. Voleva portare la produzione in Campania, glielo impedirono Vabbè. e quindi rimase su al nord. Però Alfa Romeo e nessuno lo dice. Il paese, il sistema Italia non lo pubblicizza. Io non ero proprio... Incredibile questo. Wow. Perché sei tornato? Cioè veramente, veramente era solo l'amore per il mare? Sì. Gli affetti. Napoli, città. Quindi poi veramente cioè, arrivati a un certo punto della nostra vita, cioè sembra questo, no? Cioè ci raccontiamo ogni volta sempre la stessa favola noi napoletani. Sempre, cioè, wow, questa è una cosa che non ho mai detto e sto per dire per la prima volta e mi è sempre dato fastidio pensare di poterlo dire. A Napoli piangi 2 volte, quando vieni e quando te ne vai. Sì. Ovviamente in questi periodi, in questi anni, l'ho detto, chi me l'ha fatto fa. Perché comunque c'è anche da considerare che il senso civico di alcuni, Cioè quello veramente è così. napoletani, sì, è basico proprio, cioè non c'è rispetto ad altri luoghi. Però ci sono tanti altri aspetti di una città che comunque ti regala emozioni solo guardandola. Che in altri luoghi non c'è. Non riesco a immaginarla. A conti fatti, cioè tu veramente avresti avuto una vita più agiata, superiore proprio di qualità. Di servizi, di qualità, dipende che cosa si vuole nella vita. Ma rimanendo, a parte parlando del nord, ma probabilmente rimanendo anche in Colombia o rimanendo a New York, sicuramente. New York è l'unica città che io cambierei per Napoli. Ok. New York perché sta il mare, perché c'ha tutta una serie di mentalità che New York non sono Stati Uniti, No. New York è la più... In che senso? New York è una città-stato. Su questo sono d'accordo, è l'unica città in cui sono stato che ho pensato questo è proprio un altro pianeta. Sì. Perché non è America, Sì. non è Europa, non è tutto, è un melting pot, un po' come Toronto, non so se ci sei mai stato. Sì. È un po' come il Canada, sì. Sì. Quindi è l'unica città per il quale, cioè, se mi dovessero chiamare e dire vuoi venire a lavorare, andrei in Vado difficoltà. su quel pianeta là. Andrei in difficoltà nel dire no, Ok. nel rifiutare. Là sì. Però se devo vivere in Italia, voglio vivere a Napoli. L'ho sempre pensato, e continuerò a pensarlo. Quando parlo di qualità di vita, ragazzi, per un imprenditore io parlo sempre Dei servizi. dei servizi, ma soprattutto del problema tasse, perché fondamentalmente è complicato, immagino, per un Cioè, fare gestore. startup o comunque iniziare a fare impresa, lascia stare il network che noi già col nostro piccolo progetto del podcast ci rendiamo conto che già rispetto a Milano è come se noi avessimo Siamo dei potenziali. tre ancore che ci tengono frenati, perché là in 5 metri quadrati, in 5 chilometri hai tutti, noi dobbiamo portare, veramente stiamo facendo una corsa, però da un punto di vista generale invece, cioè, del paese, fare startup, iniziare impresa, cioè una cosa che tu capisci che magari i ragazzi, cioè li condividi i ragazzi che dicono ho paura, Sì. non è il paese giusto, non abbiamo i fondi giusti. Qual è la tua opinione? Fare impresa adesso è da eroi. Ritengo che sia da eroi perché la pressione fiscale in Italia, vabbè, è banale, ma lo dicono tutti quanti, ormai ha raggiunto dei limiti, ma l'ho vissuto sulla mia pelle. Noi nel giro di un paio d'anni, io prima ho dovuto trasformare la mia ragione sociale, e non temo di dirlo, da SAS SRL per sopravvivenza. Perché noi con l'SAS si pagano le tasse 2 volte, si pagano le tasse sul fatturato dell'azienda e sul fatturato
personali. Tu diciamo, Che si chiama divisione trasparente degli utili, cioè se tu hai il 50% di una SS e io ho il 50% del mio SS, fatturiamo 1 milione di euro. Lo Stato, tu paghi 1 milione di tasse su quel 1 milione di euro più o meno. Però lo Stato poi dice quel 50% tuo e quel 50% tuo. Cioè devi pagare tu le tasse personalmente. Chiaro. E inoltre devi anche dare una percentuale per l'anno successivo. Che è una cosa che non esiste in quasi nessun altro. Follia totale. Che non sai se fatturerai oppure non fatturerai. Esatto. Io comunque Devi dare sulla fiducia di quello che hai fatturato l'anno precedente. Esatto. Io e mio zio, che è mio socio, abbiamo pagato cifre che a un certo punto abbiamo detto ma non si può fare una cosa del genere. C'è un massimo che puoi dire, per esempio, una cifra? Non lo dico per decenza, ma ci saremmo potuti comprare un paio di appartamenti a Posillipo. Porca puttana! Cioè cose... Abbiamo capito l'idea. Esatto. Cioè, roba che tu dici dove è finita la mia casa? Ci Io sta. poi vedevi le dichiarazioni oppure vedevi, sai, dici ma dove stanno? Dove non stanno? Allora se sto in Svezia, dove pago il 25% d'IVA, dove ho una pressione fiscale alta quanto quella là, ma ho tutto gratis. Chiaro. Realmente gratis. La metropolitana è gratis, non hai tornelli, i bus sono gratis e funzionano, gli ospedali sono realmente gratis, perché qua la sanità dicono che è pubblica, ma non è vero, se ti devi aspettare un anno per un intervento e le buche per le strade non ci sono, poi... Sono tutte banalità, Sì. ma sono la realtà dei fatti. Sì. Ok? La realtà dei fatti. E quindi allora dico io le pago anche le tasse. Non vivo in un paese che continua a pagare i baby pensionati che costano allo Stato un 7-8 miliardi di euro all'anno, i baby pensionati che ci furono negli anni 80, no? Questa è una politica coerente alla fine. Esatto, quindi è tutta una serie. Comunque chi fa impresa oggi, chi ha il coraggio di farlo è un eroe e andrebbe sostenuto. Ragazzi, io ho cacciato il cellulare per questo motivo. Dati Istat. Secondo voi, secondo Simone, domanda a Simone, tra il 2011 e il 2024, quanti giovani italiani dai 18 ai 34 anni abbiamo perso? Considera che sono 13 anni, facciamoci un calcolo, per quanti giovani abbiamo perso, secondo te? Almeno 200.000. Ok. 630.000 giovani italiani dai 18 ai 34 anni sono emigrati tra il 2011 e il 2024 con un picco recente di oltre 100.000 espatri. Cioè solo nel 2024 100.000 italiani 100.000 ragazzi italiani se ne sono andati. Studi e qualità della vita principalmente preferiscono Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e Spagna. Fascia d'età il 45,5% di chi si iscrive all'AIRE nel 2023 aveva tra i 18 e i 34 anni, evidenziando la forte componente giovanile attiva. Quindi praticamente È un doppio danno per lo non Stato. solo, quando abbiamo scelto di invitarti, di parlare con te, è anche per marcare ancora di più il coraggio che ci vuole poi a tornare. Sì. E praticamente tu è come se avessi un pochino invertito la rotta e invertito i dati. Perché tu poi porti la tua esperienza, il tuo culo che ti sei rotto all'estero, la tua voglia di fare in un paese che i giovani li sta perdendo. Sì, non li premia. No, i giovani non li premia e tu invece dici però gli voglio dare una possibilità. Io gli ho voluto dare una possibilità, ma io penso che lo Stato non premi i giovani e non incentivi a fare impresa, ma è colpa anche degli imprenditori però. Ok, come mai? Perché questa mentalità del fatto di dire il ragazzo inizia a venire a lavorare, poi lo stipendio Posso dire? ecco, posso avere. Non è così. Il lavoro va pagato, che sia 20 euro al giorno o sia 70 euro al giorno o di più. Il lavoro tecnico, non tecnico, specializzato, non specializzato, va sempre pagato, anche se è il giorno di prova. Ok? È tutto un cane Quello è l'effetto domino, purtroppo. perché lo Stato non incentiva me imprenditore a far fare la prova al giovane. Io imprenditore non ho voglia di pagare quella prova e il ragazzo non ha voglia di mettersi in gioco. È tutto un circuito che va in... E in più tu imprenditore o comunque chi per esso paghi tutte queste tasse, ti vedi andare via ogni anno case che potresti acquistare e quindi magari creare anche un network diverso, un'economia diversa, o per noi servizi che poi neanche c'è. Il paradosso è che
tutto traballante, cioè non so quanto si possa reggere ancora Ma questa condizione. tutte queste tasse, tutti questi problemi, non è che leva ricchezza a me, leva ricchezza al territorio, perché io con quei soldi che ho risparmio non è detto che mi sarei comprato una casa, li reinvestivo nell'azienda, crescevo più velocemente, Lavoro. Di lavoro. è tutta una serie di situazioni capito, che adesso, per dire, le ZES le hanno ridotto il credito d'imposta dal 65 al 15% al sud. Perché? Per quale motivo? Perché siamo diventati la nuova Svizzera, cioè è tutto un correre dietro ai fatturati, ma sono fatturati propedeutici alla sopravvivenza dell'azienda, non fatturati alla dovupe che ti aiutano a crescere. È questo che non va bene. Cioè come se si inseguisse un trend. Esatto, no, si inseguisse la sopravvivenza. La sopravvivenza, Ok. il trend è la sopravvivenza, cioè il fatto che tu fai impresa per apparare i costi più che per dire mo magari mi ne apro altre sedi, capito? Ma perché io ho una mia idea, non so se sbaglio, però secondo me, almeno è quello che si vede seguendo un po' di logica, un po' di articoli, un po' di telegiornale, alla fine a me sembra che la politica e tutto quello che ne ha annesso è più è più un lavoro ormai che una vocazione. Quindi, Assolutamente sì. seguendo il discorso prima delle famiglie, dei nuclei familiari, i politici sembrano più assicurarsi le loro famiglie e creare, È un posto statale il politico. capito? A crearsi un nome, ma così dal piccolo al grandissimo politico. Che però io credo che stiamo arrivando tutte le sfere sociali, tutti i ceti sociali, non i poveri, non i ricchi, non i benestati, tutti, ad un punto di non ritorno. Cioè, nel senso, una volta che i servizi non ci sono, non hai credibilità nello Stato, non hai credibilità nella politica, i ragazzi se ne vanno. Cioè, già oggi abbiamo non so quante percentuali di anziani rispetto alla proporzione. Sta per finire il paese, cioè nel senso, quanti decenni può durare questa situazione di 600.000, 700.000 ragazzi che all'anno se ne vanno, imprenditori come te che fanno milioni di fatturato e poi mi dicono però io lo faccio quasi più per sopravvivenza che per potermi permettere di ampliare la mia impresa e quindi meno posti di lavoro. Cioè, secondo te a che situazione siamo da imprenditore visionario, da mo a 10-20 anni la situazione economica italiana, secondo te quale sarà? Se non si inverte la rotta sarà fallimentare, se già non stiamo molto vicini al fallimento. E questa è la realtà dei fatti. C'è un Perché debito che non può essere più risanato. se continua così no. Perché i politici ormai soffrono di distaccamento dalla realtà. Ormai vivono in una bolla loro che comunque provano a intercettare dei bisogni del popolo. Parliamoci chiaramente della gente comune ai quali non riescono. Cioè non danno delle risposte vere. L'Italia deve smettere di aspettare il sussidio. Ecco qua. Deve smetterla di pensare a dire faccio il bonus 110. E infatti questo ti volevo dire, quando è che vanno poi un po' meglio le cose? Quando l'Europa inizia a versare qualcosina. Sono economie drogate. Sono economie drogate perché se io verso per 3-4 anni, ma poi questo che ho versato me lo devo ripagare in 30 anni, con tasse su tasse, cosa che stiamo facendo adesso con il 110, che beneficio la Come se rimanessi sempre un pochino con l'acqua alla gola e non riesci a... Diciamo che ti fanno respirare per Sì, 2 anni. però poi vai sotto e poi fanno cerchi di... Allora, o ci sono delle riforme strutturali, ma serie. Poi io non faccio il politico, oppure non sono un economista, oppure non sono un politologo, però dal mio punto di vista ci dovrebbero essere delle riforme strutturali che diano una mano a creare lavoro, a creare ricchezza e che comunque migliorino questa pressione fiscale che comunque sta diventando sempre più asfissiante. Simone, per concludere, tu che messaggio lanceresti a un giovane imprenditore che vuole fare impresa, non per forza in Italia? Questo magari sceglilo tu e cerca di dare tu un consiglio, però a un giovane imprenditore che vuole farcela. Un consiglio? Sì, scappate. No, un consiglio è di ascoltare il cuore. Se si sentono di non avere legami nel posto in cui vivono e di non vivere bene o la realtà del posto in cui vivono, allora che se ne vadano, che costruiscano la loro felicità altrove, se no che provino fino in fondo a rimanere dove sentono le loro radici, dove hanno gli affetti e dove si sentono felici. Questo, secondo me, si devono prima analizzare La parte umana, non solo la parte No. fiscale, diciamo. Non devono pensare al guadagno, non il fatto di non essere pagati, no. Non devono pensare al guadagno e dire Madonna mi potrò permettere il Porsche. Devono pensare alla felicità.
che è la cosa più difficile da raggiungere al giorno d'oggi. Perché la vita è fatta di tanti momenti felici. Sta a noi, credo, moltiplicarli questi momenti, in modo da poterli poi racchiudere e avere dei ricordi belli. Quindi se uno è felice in un posto, che faccia di tutto per crearsi una realtà lavorativa che lo soddisfi e che gli permetta di rimanere dove vuole stare. Mi permetto io, per concludere, di dare un consiglio a Simone, anzi noi di dare un consiglio a Simone. Apriti i social e rendili umani. Apriti qualche account, che sia TikTok, che sia YouTube, che sia Instagram, e parla di questo, cioè dell'impresa umana, proprio dell'impresa dell'essere umano, non solo fiscale, economica, di arrivare a un certo, ma proprio di spiegare quello che c'è dietro, perché secondo me veramente questo episodio è stato incredibile, perché hai avuto tanto da dire, hai tanto da dire, e soprattutto sei una testimonianza umana, sincera di quello che è fare impresa oggi. L'ascolterò perché mi costringeranno a farlo, quindi lo farò sicuramente. Grazie per essere stato qui. Grazie per il tuo tempo. Grazie. Grazie.